ragazzi anche dal primo anno, ci sono ragazzi di primo anno, non so se voi l'avete, ed è un'emozione, perché siamo partiti, Francesca, siamo partiti che cercavamo di capire come, però non ci siamo mai fermati. Graziano Piazza è il nuovo direttore del Teatro Stabile di Catania. Lo intervistiamo in occasione dello spettacolo Orestea al Metropolitan a cura dell'Associazione Culturale Neon per la regia di Monica Felloni, che ha visto coinvolti soprattutto tutti i componenti della comunità scolastica, la dirigente Enzo Ciraldo, Francesca De Santis, ADSGA e soprattutto i ragazzi e le loro famiglie in un modo meraviglioso. Lo spettacolo è molto bello. Ho avuto modo di poter apprezzare moltissimo i ragazzi, e tutti i ragazzi. Alcuni hanno già delle capacità quasi professionistiche e devo dire che una delle cose che mi ha colpito di più anche della regia di Monica e del lavoro che hanno fatto anche di elaborazione del gesto e dell'attitudine scenica che avevano questi ragazzi e queste ragazze, è stato il senso di collettività del teatro. Cioè il teatro è un luogo in cui il protagonista e la parte che può essere più piccola ha la stessa forza, la stessa potenza, e in questo senso qua io ho ritrovato l'idea di teatro che più mi coinvolge, che ho avuto modo di poter fare con grandissimi registi in tutto il mondo, con cui ho girato con spettacoli per tutto il mondo, ma ho ritrovato qua un'attitudine, una forza, una necessità e anche una capacità di emozionare. Non può che essere sviluppata e può essere veramente una grande speranza per tutti noi. Grazie.